1000 contagiati nelle ultime 24 ore in Veneto, il secondo giorno consecutivo, 178 nuovi positivi in provincia di Vicenza, una tendenza che continua a preoccupare. La situazione è una situazione attenzionata, monitorata, perché sono 2 giorni che abbiamo superato i 1000 positivi giornalieri ed era da un pezzo che non vedevamo questi numeri. È altrettanto vero che sappiamo che col Green Pass si stanno facendo molti tamponi, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che il virus c'è, il virus sta circolando e vuol dire che anche la stagione invernale sicuramente non ci aiuta da questo punto di vista. Veneto ancora lontano dalla zona gialla, ma i numeri crescono come i ricoveri. Anche l'ULSS 7 Pedemontana da lunedì riaprirà per i pazienti Covid l'ospedale di comunità di Marostica. Ancora numeri sotto controllo, ricordiamo che la cabina di regia di oggi ci dice che noi siamo al 5% delle terapie intensive come percentuale nazionale, il famoso limite è il 10%, e al 4% per quanto riguarda l'area non critica e il limite è il 15%, quindi insomma numeri diciamo ancora sotto controllo, numeri che si riescono a gestire. Noi cerchiamo e vogliamo a tutti i costi comunque rimanere ancora in questa situazione e non pensare di dover nuovamente bloccare ospedali, di bloccare operazioni, interventi programmati o addirittura bloccare la specialistica e accumulare quindi prestazioni. Questo proprio non lo vogliamo. La Regione procede con le terze dosi ed è pronta all'ampliamento della platea agli over 40 dal 1 dicembre, come prevede la circolare ministeriale arrivata in queste ore. Massima l'attenzione nelle case di riposo. Sono i soggetti insomma, in cui il virus entra con più facilità, li colpisce in maniera molto più forte anche. È altrettanto vero che noi oggi abbiamo somministrato la terza dose a tutte le persone che potevano farlo, quindi che avevano già superato i famosi 6 mesi, e questo permette un'ulteriore protezione.